Bentrovati telespettatori di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre. Bentrovati con Penalty, la puntata che parla solo del campionato di promozione e del campionato di prima categoria. Anche se oggi in via del tutto eccezionale, nella seconda mezz'ora parleremo anche del campionato di Serie D, in quanto proprio ieri si è disputato il turno infrasettimanale. Pertanto partiamo con il campionato di promozione, campionato che attualmente è fermo, ma domenica si è giocato il turno di Coppa Italia. Eccolo qua il tabellino con i risultati degli ottavi di finale. Promende batte Città di Galati 2-1, Città di San Vito Lo Capo batte Parmonval 3-1, RSC Riposto batte Città di Aci Sant'Antonio 3-1, Rosmarino batte Valle del Mela 1-0, San Giorgio Piana batte Casteltermini 2-0, Vittoria batte Città di Avola 2020 2-1 ed infine Promende Calcio batte Città di Galati 2-1, Città di San Vito Lo Capo batte Parmonval 3-1, RSC Riposto batte Città di Aci Sant'Antonio 3-1, Rosmarino batte Valle del Mela 1-0, San Giorgio Piana batte Casteltermini 2-0, Vittoria batte Città di Avola 2020 2-1, Priolo Gargallo batte Mister Bianco Calcio 5-0, Valdinisi Calcio Santa Domenica Vittoria 1-1. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 5 novembre 2023. E partiamo con la vittoria fuori casa del Promende contro il Città di Galati. Entrambe partecipano al campionato di promozione nello stesso girone. Se in campionato la Promende non è ancora riuscita a centrare nessuna vittoria, tutt'altro discorso in Coppa Italia Promozione, dove i giallorossi su 5 gare disputate hanno già ottenuto ben 4 successi, per una serata che rimarrà storica per tutta la comunità sportiva e non di Galati Mamertino. Tornando alla gara valevole per l'andata degli ottavi di finale, subito il Città di Galati a provarci dopo 2 minuti con Protopapa, il cui destro non trova lo specchio della porta. Bersaglio che sul ribaltamento di fronte non c'entra nemmeno De Gregorio, il cui destro dal limite sorvola di poco la traversa. Poi però i locali tornano a spingere dopo la conclusione a giro di Eric Campisi, che si perde larga non di molto. Il Città di Galati la sblocca al minuto 14 proprio con Eric Campisi, che raccoglie il cross di Giuseppe Parafioriti e con uno spettacolare colpo di testa in tuffo supera ben fatta, facendo gioire i tifosi del Ducezio. Per il 10 di casa si tratta della prima rete in Coppa, la seconda stagionale, ma la gioia dei locali dura appena 6 minuti. Infatti al 20° Arena, con una spettacolare conclusione da fuori, fulmina Grimaldi, ristabilendo la parità e firmando così il suo secondo sigillo stagionale, il primo in Coppa. I lucesi ci credono e prima trovato su punizione centra la traversa e poi Milanese, ben assistito in aria da De Gregorio, sciupa da pochi passi. Nella ripresa però, dopo l'occasione per il Città di Galati firmata da Emanuele Serio, che manda sul fondo l'ottimo lavoro di Davide Vicario, la Promende assesta il colpo letale al minuto 70, quando ancora Arena, con una fantastica conclusione a giro, lascia di sasso Grimaldi, facendo così Città di Galati 1, Promende 2, e per l'esperto centrocampista lucese è doppietta personale, terzo sigillo stagionale. Ospiti che provano a chiudere definitivamente la sfida, ma prima la botta ravvicinata di De Gregorio al minuto 82 viene murata in angolo dal portiere Grimaldi, poi Manuel Genovese da fuori al 90° costringe ancora l'estremo di casa a rifugiarsi in corner, ed infine il mancino di Pagano al minuto 92 si stampa sul palo alla sinistra di Grimaldi. Finisce così, e tra gli applausi dei tifosi di casa il ritorno domenica 5 novembre allo Scirea di Santa Lucia del Mela. Vittoria importante per il Città di San Vito Lo Capo, 3-1 contro la Parmonval. Guardiamo gli highlights.
Diciamo che da parte di tutta la squadra c'è stato un grandissimo impegno, già da una settimana che ci stiamo preparando per questa partita, sia per l'andata che per il ritorno. L'abbiamo affrontata nel migliore dei modi, già a partire dall'inizio, e comunque abbiamo subito sbloccato la partita meritatamente. Siamo stati bravi perché nonostante abbiamo preso un gol e siamo andati sul 2-1, abbiamo mantenuto il ritmo giusto e abbiamo fatto il terzo gol. E comunque in una partita del genere, con una squadra anche bene messa in campo, ci sta che concedi qualcosina. Noi purtroppo in questo periodo creiamo tanto e magari, nonostante facciamo anche molti gol, qualcosa ci manca. Ripeto, nonostante abbiamo preso il 2-1, sapevamo che anche loro erano un'ottima squadra, abbiamo giocato tranquillamente e penso che il risultato sia giusto. Lavoriamo di partita in partita, ripeto, come abbiamo affrontato bene questa settimana, abbiamo vinto l'andata, ci prepariamo tranquillamente già da domani per affrontare il ritorno, e poi man mano vedremo cosa succede per prepararci per il terzo confronto appunto in campionato. Ma credo che la vittoria sia meritata per quanto visto sul campo. Abbiamo battuto una buona squadra, la classifica parla chiaro, sono secondi in classifica, ma credo che oggi abbiamo disputato un'ottima gara dove secondo me poteva anche finire con un risultato diverso, ma va bene così. Sappiamo che la qualificazione ce la giocheremo sui 200 minuti, i ragazzi lo sapevano, quindi va bene così, sono soddisfatto. Da domani prepareremo il ritorno. Ma loro sono stati bravi, attenzione, dicono, a sfruttare un errore che abbiamo commesso. Certo, se avessimo concretizzato tutte le palle gol che abbiamo creato parleremmo d'altro, dico, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché dico, alla fine il 3-1, dai, contro una buona squadra. Sicuramente a fine primo tempo io ho detto che la partita non era ma già i ragazzi lo sapevano, perché io l'avevo detto che si giocherà sui 180 minuti, sui 100 minuti, c'è una partita di ritorno, quindi i ragazzi lo sapevano. E gli spogliatoi ho detto di continuare così, perché va bene quando si crea, mi preoccuperei quando la squadra non fa azione da gol. Invece devo dire che l'avete visto, dico, abbiamo avuto diverse palle gol, anche per la bravura di Tarantino. Dico, non abbiamo, diciamo, vinto con un risultato un po' più ampio. Un RSC riposto che non ti aspettavi, vince contro il Città di Aci Sant'Antonio e a questo punto ha mezzo piede verso i quarti di finale. Coppa Italia Promozione, ottavi di finale, si inizia a fare sul serio come se il turno precedente non avesse già regalato emozioni e anche qualche sorpresa. Città di Aci Sant'Antonio contro Russo Sebastiano Calcio e super sfida. La primissima chance è dei padroni di casa, grande azione che libera Dadone in aria, ma il numero 3 non riesce poi a chiudere. Primo squillo della RSC arriva invece poco dopo, bravo Borzia a liberarsi per il tiro. Conclusione deviata e sfera in angolo. Gioca meglio però l'Aci Sant'Antonio, che a metà tempo manovra sulla destra, riceve Gallo dai 30 metri, prova la botta, Cisterna bravo a respingere. Sono le prove generali del gol, grande azione ancora sulla destra, cross per Aleo sul secondo palo, poi tiro cross del numero 9 deviato da Mozzicato, che da 2 passi sblocca il match e fa 1-0. Vantaggio meritato per i sant'antonesi che giocano bene. La risposta della RSC arriva invece da azione d'angolo con questa deviazione che trova la risposta di Costa, che salva i suoi. Aspetta il proprio momento per colpire la RSC, qui Martinez, arcobaleno panoramico per la sgasata di Borzi sulla destra, 1 contro 1 con Mozzicato, cade giù il numero 7 ed è calcio di rigore dal dischetto. Si presenta quindi Fisichella, la sua rincorsa, poi destro, potente, Costa da una parte, pallone dall'altra, segna sempre Giacomo Fisichella, 1-1 e trama che adesso cambierà totalmente. Poco dopo infatti break di Spitaleri in mezzo al campo che aziona il contropiede,
riceve Fisichella, solita sterzata, solito finale da quella posizione, la ribaltata, la RSC con il suo torero Giacomo Fisichella che scandisce e fa una 2. Ma non finisce qui, minuto 88, rilancio di Cisterna, svarione pazzesco dei due centrali, si avventa, manco a dirlo, il numero 9 che da lì non perdona mai, mostruoso, Fisichella che fa una 3. Ci sarebbe poi anche spazio per il poker, sempre Martinez ad inventare, grande azione di Fisichella che scatta, pronta a colpire, destro potente ma l'arco sopra la traversa. E di fatto sarà questo l'ultimo frame di questa sfida, triplice fischio al Totuccio Carone di Ragalna, vince la RSC che si aggiudica quindi il primo set, testa al ritorno di domenica prossima a Luigi Averna di Riposto. Vittoria fuori casa del Rosmarino, 1-0 contro il Valle del Mela. Guardiamo il servizio. Contro il più quotato avversario, i giallorossi di Giannicola Giunta non demeritano, sciupano qualche buona occasione e sono anche sfortunati, come al minuto 12 quando la punizione di Giordano si stampa sul palo alla destra di Di Pane. Il Rosmarino non sta comunque a guardare dopo il tentativo di Frisenda che da posizione favorevole non riesce a centrare la porta. La formazione Amaranto troverebbe il gol del vantaggio con Galati che di testa mette in rete il cross di Iuculano, ma il direttore di gara su indicazioni del secondo assistente annulla per fuorigioco. Al 45esimo però il Valle del Mela la potrebbe sbloccare con il neoentrato Trimboli che, servito da Sciliberto, viene fermato dal decisivo intervento di Di Pane. Nella ripresa dopo 5 minuti è invece il Rosmarino a rendersi minaccioso con il neoentrato Giuttari, il cui destro costringe Scibili a rifugiarsi in angolo. Poi però i locali spingono alla ricerca del gol che accarezzano per 2 volte con Sciliberto che al 51esimo, servito da Scattareggia, calcia a fil di palo e 10 minuti dopo non arriva alla deviazione sotto porta. Così, quando tutto sembrava ormai incanalato verso il risultato di parità, il Rosmarino piazza invece il colpo letale al minuto 92 con Frisenda che in rovesciata batte Scibilia, facendo così Valle del Mela 0, Rosmarino 1, e gol che di fatto consente alla squadra Amaranto di portare a casa una vittoria pesantissima in vista del ritorno domenica 5 novembre alla Comunale Pippo Giacobbe di Rocca di Caprileone. Possono partire le immagini di Città di Avola Vittoria. Un Vittoria che vince all'ultimo istante contro un Città di Avola certamente molto interessante, che era passato in vantaggio, poi il pareggio del Vittoria e proprio nel finale il gol vincente che permette alla squadra di Ragusa a questo punto di ambire al passaggio del turno. È la volta adesso del Priolo Gargallo che vince facile 5-0 contro il Mister Bianco Calcio. Guardiamo gli highlights e le interviste post partita. In settimana io ho chiesto una risposta sulla mentalità che devono avere questi ragazzi, sono non soddisfatto di più. Al di là del risultato mi interessava avere una risposta dal punto di vista della mentalità e oggi c'è stata una risposta di mentalità da parte di tutti, perciò sono molto soddisfatto e poi ovviamente è venuto anche il risultato, ma io già so che se questi ragazzi vanno in campo con la mentalità giusta possono dare filo da torcere a tutti e a chiunque. Venivamo anche da una sconfitta, l'unica sconfitta che abbiamo fatto quest'anno è stata con loro 3-0, perciò un po' avevamo una rivincita, no? Ci sta, nel calcio è così, però da loro volevo una risposta sulla mentalità e oggi i ragazzi sono stati grandi, anche chi è subentrato, abbiamo giocato in 10 praticamente 70 minuti. La squadra si è comportata bene, durante la settimana il mister ci ha dato delle indicazioni e noi le abbiamo trasmesse in campo. L'importante era vincere, soprattutto fare tanti gol, perché si sa, in casa da loro il campo è in terra battuta e noi abbiamo un po' di difficoltà a giocare in campo in terra battuta. Sono felicissimo per il gol, dopo 49 giorni fermo
Era bellissimo segnare oggi, sempre rivolta a mio padre perché è stato lui a segnare, ogni volta segna lui per me. Però l'importante, ripeto, è vincere la partita perché si sa, dura 180 minuti e ora ci aspetta sabato una grande battaglia perché loro saranno pronti a dare guerra. Ed infine da sottolineare il pareggio del Santa Domenica di Vittoria nel difficile campo del Valdinisi. Il risultato finale è stato 1-1. Adesso vedremo che cosa succederà nelle partite di ritorno che, vi ricordo, si disputeranno domenica prossima, domenica 5 novembre 2023. Momento dedicato adesso alla pubblicità, rientreremo tra poco e parleremo, come avevo già anticipato in apertura, del campionato di Serie D. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che e il cuore mio vorrebbe cancellare. Addio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. Seconda parte della nostra trasmissione, come avevamo anticipato, parleremo anche del campionato di Serie D, però prima il rullo con i risultati, le classifiche e qualche immagine del campionato di prima categoria.
Benvenuti dall'Ambiente Stadium per la sesta giornata del girone C di prima categoria. Si affrontano Nuova Peloro e Pro Falcone. Posizionato il pallone, si può cominciare. Pallone che arriva a Manzella, ancora Manzella, mette un traversone in mezzo. Costa vuole il corridoio per Gentile, ancora Gentile prova a superare il portiere. Poi scarica nella zona di Currò, il controllo di Currò, poi il mancino. E risponde Crisafulli che salva la Pro Falcone. Lo scarico per Manzella, poi una deviazione che favorisce Isgro. Guarda la porta il numero 5, ma non è fortunato nella conclusione. Punizione dalla sinistra per la Nuova Peloro. È pronto Cardia con il destro, ma blocca senza alcun problema Crisafulli. Ardiri con il solito lancio lungo per Currò. Prova ad uscire Crisafulli, quindi ancora Currò, entra in area Currò. Cerca un varco per concludere, ma poi risponde il portiere della Pro Falcone. Calcio d'angolo per la Nuova Peloro che gioca corto, vediamo se arriva il traversone in mezzo di Cardia. C'è una deviazione che però finisce sopra la traversa. Pressione della Nuova Peloro che va addosso alla Pro Falcone che prova a scambiare corto, qui però c'è l'ottimo recupero della formazione padrona di casa. Poi sul pallone si avventa Papale che però è impreciso con il mancino. Con la Pro Falcone qui c'è un colpo di testa, poi il recupero da parte di Siracusano. Ancora Siracusano per Cangemi che forse in fuorigioco. Cangemi conclude, ma la sua posizione è irregolare, gol che quindi non sarà convalidato. Prova l'attacco ancora la Nuova Peloro, riceve Currò che ha davanti un avversario, anche spazio per andare l'11. Currò carica il sinistro da lontano, ma trova un reattivo Crisafulli che blocca. Si torna in campo per la ripresa, batte la Pro Falcone. Prova il controllo la formazione giallorossa che adesso si propone in avanti. C'è l'avanzata di Quattrocchi, ancora Quattrocchi, perde un duello con un avversario. Quindi riparte la Nuova Peloro con Currò, ancora Currò, cerca un varco per concludere. Ma qui è ancora attento Crisafulli. Si muove sempre in avanti la Pro Falcone, occhio al suggerimento profondo per Cangemi, chiuso da Isgro, poi rischia D'Amore, attenzione alla Pro Falcone che conclude a rete, ma la segnalazione è di fuorigioco per gli ospiti. Attacco ancora della Nuova Peloro, Currò ritorna da Costa che carica il destro, ma non crea alcun problema ai propri avversari. Sempre Nuova Peloro che ricomincia da zone centrali, ancora Cardia, spazio per andare Cardia! E realizza un gran gol, quello dell'1-0. L'ha sbloccata Ciccio Cardia con una magia dalla distanza. Rivediamo la botta da fuori di Cardia, ingannato Crisafulli ed è 1-0 Nuova Peloro. Attacca con più insistenza la Nuova Peloro che vuole trovare il raddoppio, c'è il traversone in mezzo, stacca Currò, ma la sfera termina sul fondo. Sempre Nuova Peloro in possesso, c'è il pallone in verticale, gran tacco di Russo che allarga il gioco sulla destra dove c'è Manzella, ancora Russo. Mette il traversone in aria ma non trova compagni liberi. Si ripropone in avanti la Pro Falcone che qui muove un pallone sulla sinistra. C'è il tocco di Calabrese. Ancora il pallone per la Macchia. Lancio lungo e colpo di testa che per poco non beffa D'Amore. Russo prova a domesticare un pallone. Ancora Russo sulla pressione di un avversario. Sempre Russo. Forse c'è un fallo. Infatti fischia il direttore di gara. Calcio di punizione dal limite per la Nuova Peloro. Batte Ardiri! Ed è un gol bellissimo, quello del 2-0. Dopo la magia di Cardia arriva anche quella di Andrea Ardiri. Nuova Peloro che si avvicina alla prima vittoria stagionale. Fischia 3 volte il direttore di gara. Nuova Peloro che batte Pro Falcone con il risultato di 2-0. I giallorossi, grazie al gol di Capitan Torre in pieno recupero, sfatano finalmente il tabù del comunale Italia 90 e cancellano di fatto lo 0 nella casella delle vittorie casalinghe. Un match che i locali potrebbero sbloccare dopo 2 minuti proprio con Torre, il cui sinistro però non trova lo specchio della porta. Bersaglio che sul ribaltamento di fronte non c'entra nemmeno il Torregrotta, che all'11° con Abate coglie una clamorosa traversa da pochi passi e poi al 16° con Isgro che davanti a Munafo spara direttamente sul fondo.
Insistono i rossoblù e al 31esimo il piazzato di Triolo è disinnescato senza affanno da Munafò. Al 35esimo si rivede il Terme Vigliatore quando Cucinotta aggancia in aria il servizio di Fazio e col destro mette rete, ma a gioco fermo per offside. Nella ripresa, locali in avanti alla ricerca del gol che viene negato loro da due super interventi di Soldino, che prima dice di no al tentativo da fuori di Calamoneri e poi è bravo a disinnescare di piedi su Francesco Abbate. Insiste la squadra di casa ed è Yakubu di testa ad impensierire la difesa rossoblù. Spinge il Terme Vigliatore che per altre due volte ci prova con Torre, ma entrambi i tentativi del capitano giallorosso non sortiscono l'effetto sperato. Il Torre Grotta tenta la reazione del neoentrato Maggio a servire in aria lisa, che di testa chiama Munafò alla parata. Poi in un finale scoppiettante le due squadre rimangono anche in 10 uomini, vengono allontanati dall'arbitro Fazio per il Terme Vigliatore e Maggio per gli ospiti, entrambe per doppio giallo. E così nei minuti di recupero il Terme Vigliatore tenta l'assalto disperato e dopo una super parata di Soldino che nega alla Rocca la gioia del gol, i giallorossi passano al minuto 95 quando Torre gira alle spalle di Soldino l'assist di Yakubu, facendo così Terme Vigliatore 1, Torre Grotta 0. E per il bomber capitano dei termali si tratta della quarta rete stagionale. Con questo successo, il secondo consecutivo, terzo complessivo in campionato, il Terme Vigliatore sale in classifica, quota 12 punti e si conferma in quarta posizione. I neroverdi di Cambria in rimonta riescono a fare loro la delicata sfida del Mariano Donia, che si mette subito in salita per i locali quando Giuseppe De Marco con una sassata da fuori area fulmina Celona, portando in vantaggio i suoi e firmando così il suo terzo sigillo in campionato. Ma il Monforte reagisce subito e dopo l'occasione fallita dà la spada al 27esimo, che presentatosi davanti al portiere sciupa tutto calciando sul fondo. I locali rimettono tutto in perfetto equilibrio al minuto 42 con la bordata di Murò che fa secco Bruzzese, ristabilendo la parità, mentre per l'attaccante classe 97 si tratta della quarta rete in 6 gare giocate. Nonostante il pareggio subito, il Riviera potrebbe riportarsi in vantaggio sul finire di frazione, ma solo una super parata di Celona nega a Rossano la gioia del gol. Parata decisiva perché nella ripresa al minuto 62 il vantaggio lo mette a segno il Monforte, quando Dama riceve in aria da Murò e col destro scaraventa alle spalle di Bruzzano, facendo così Monforte 2, Riviera Nord 1. E per il bomber nero-verde si tratta della quarta rete in campionato. Un minuto dopo, momenti di paura per Giuseppe De Marco del Riviera, che si accascia a terra per un leggero malore ed è costretto a lasciare la gara, ma per fortuna nulla di grave per il classe 2001 dello Stretto. Nel finale però, dopo un tentativo di Iorio per i locali terminato alto non di molto, il Riviera tenta l'assalto disperato e solo le decisive parate di Celona sul sinistro da fuori di Rossano al minuto 88 e sul piazzato di Ferio al 95esimo negano agli ospiti la rete del pareggio. Con questo successo, il sesto di fila, il Monforte sale in classifica a quota 18 punti, mentre il Riviera, che perde l'imbattibilità, rimane ferma a quota 13. Mettersi alle spalle alla prima sconfitta in campionato sul campo dell'Atletico Biancavilla. Con questo obiettivo la Crongiare torna regionale davanti ai suoi tifosi a caccia del riscatto contro un avversario tosto, imbattuto e che ha un solo punto in meno rispetto ai giarresi, la Virtus Etna. Tra i pali debutto stagionale per Giovanni Nicotra. Avvio subito aggressivo dei padroni di casa, Bozzanga per Marino. Marino a contrasto con Cordova. Cordova si allunga il pallone, favorisce Gulisano. Gulisano prova il destro, risponde presente Maccarrone. Ancora Gerra in attacco, sottile, l'indietro da Fazio. Fazio trova Giuffrido sulla tre quarti, la finta, allarga sulla sinistra dove c'è Ragonese. Uno sguardo in mezzo, il cross, a vuoto Maccarone, a vuoto anche Marino. Prima avanzata degli ospiti, Pennisi.
intercetta Giuffrida che può far ripartire il contropiede del Giarre. Giuffrida, uno sguardo al movimento di Marino, posizione regolare del numero 11, Marino entra in aria, a tu per tu con Maccarone, Marino prova la conclusione, spreca malamente. Giarresi sempre padroni del campo, Bozzanga riceve da Sottile, poi serve Giuffrida, bella palla per Sottile, Sottile sulla tre quarti, manda al bar due avversari, cerca il mancino, blocca Maccarone. 20° minuto, Nicotra per Puglisi che anticipa Cordova e poi serve in profondità Gulisano, il pallone filtra per Sottile, Sottile accelera, entra in area, la conclusione, ci mette i pugni Maccarone. Rimessa laterale affidata Aragonese, sponda di petto di Gulisano, tocco di Romeo, l'arbitro lascia proseguire, proteste di Gulisano per questo tocco di mano all'interno dell'area di Romeo. E la ripresa non cambia il copione della partita, qui Cordova attaccato da Gulisano, finisce per terra. Calcio di punizione assegnato però al Giarre che batte subito, Giuffrida, spazio sulla tre quarti, serve accanto a sé Gulisano, c'è il libero Sottile, Sottile la piazza, respinge Maccarone, poi Marino la rimette al centro, libera male la difesa, Palermo svirgola anche la difesa e alla fine Maccarone fa su il pallone. Primo cambio per mister Rapisarda, forze fresche a centrocampo, fuori Palermo e dentro Magri. Virtus Sorniona che prova a colpire quando ha l'opportunità, qui Pagano che cerca il cross, sponda di petto di Sapienza, ci prova Mauro col mancino, alto sopra la traversa. Minuto 66, Pennisi fermato bene da Nicotra, poi Gulisano apre subito a destra dove c'è Giuffrida, può spingere Giuffrida, rientra sul mancino, l'assist in area per Marino che a contatto con Leonardi finisce a terra e calcio d'angolo per il direttore di gara che fa ampi cenni che Leonardi ha toccato il pallone. Questo è il contrasto Marino-Leonardi. Dalla bandierina va Bozzanga sul primo palo dove c'è Nicotra di testa, non trova la porta. Puglisi spinge a destra, serve Gulisano, fermato la Di Natale, ancora Gulisano, lotta, la mette al centro, Leonardi libera, colpisce Puglisi, poi Di Natale, attaccato da Gulisano che gli porta via il pallone, Gulisano, poi Marino col destro, fuori bersaglio. È l'ultima giocata di Marino che lascia il campo, al suo posto entra Asciuto. Padroni di casa che cercano disperatamente il vantaggio, 90°, corner di Bozzanga, svirgola Cordova, testa di Sottile, Maccarone salva, poi mischia in aria e alla fine il pallone entra e autogol di Romeo, centrato da un suo compagno. Gli assalti finali del Giarre portano il meritatissimo vantaggio, sotto la curva giarrese che esplode di gioia, entra in campo anche la panchina, un vantaggio strameritato per il Giarre. Saltano i nervi ai giocatori della Virtus Etna che lamentano un fallo di mano nell'azione del gol. A farne le spese è Toscano che va sotto la doccia in anticipo. Terzo cambio per mister Rapisarda, fuori Gulisano, dentro Ruggeri. Assalti finali degli ospiti che cercano il pareggio, Pagano all'1 contro 1 con Puglisi, ancora Pagano, il servizio in orizzontale per Fichera, il dribbling di Fichera, Fichera la conclusione al lato. Un successo di importanza capitale per l'Acron Giarre che dopo un pareggio e una sconfitta tra Coppa e Campionato ritrova il sorriso. Una vittoria arrivata con tanto merito per aver dominato il match per tutto l'arco dei 90 minuti e soprattutto senza aver subito gol. Sembrava una partita stregata per le tante occasioni sprecate, ma alla fine i giarresi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo. 3 punti che permettono alla squadra di Saverio Rapisarda di restare al secondo posto in classifica, a -3 dal primato. Squadre che entrano adesso in campo e si posizionano all'interno del cerchio di centrocampo. Saluti al pubblico e poi saluti fra le due formazioni. E adesso si può cominciare, batte la Forgia. Prova la giocata in verticale il Città di Santa Teresa. Pallone che arriva a De Salvo, poi Ferraro scarica su Stracuzzi, ancora per la Forgia che controlla, rimane in piedi il 9. Poi riesce a servire Ferraro, ancora Ferraro, l'appoggio per De Salvo, il controllo, ancora De Salvo. Intervento perfetto di Miceli che ferma l'azione. Prova il lancio lungo il Real Rockenere, rilancia però il Città di Santa Teresa. Prova il controllo Stracuzzi, c'è la pressione di Costa, vince il duello Lotto, ancora Costa, spazio per concludere con il destro. Il pallone però finisce al lato. Costa prova ad avventarsi su un pallone, avanza Lotto, c'è anche il supporto di Aloisi, contropiede interessante per il Real Rockenere che avanza sempre con Costa, accelera Lotto, cerca spazio per andare, prova il tiro!
Ed è un gran gol, quello del Real Rocchenere, l'ha sbloccata Peppe Costa, che si prende in mano la squadra e la porta in vantaggio al comunale di Roccalumera. Celebrato da tutti i compagni Peppe Costa dopo questa grandissima rete. Rivediamo la progressione di Costa e poi il destro imparabile per Gugliotta, che raccoglie il pallone in rete. È 1-0 Rocchenere. Prova a rispondere il Città di Santa Teresa, la sponda di Ferraro, gran tocco di tacco, poi De Salvo allarga per la Forgia, ma c'è l'intervento provvidenziale di Santoro che allunga in rimessa laterale. Cerca di avanzare De Luca, ma recupera il pallone la formazione ospite, viene servito Costa che alza la testa. Ottima apertura nella zona di Uscenti, a duello con un avversario, e poi esce Gugliotta che blocca la sfera. Aloisi vuole la giocata con un compagno, riesce a trovare Uscenti, ancora Uscenti, chiude la triangolazione con il 9 che poi si defila sulla pressione di Messina. Ancora Aloisi, cerca un varco, sempre Aloisi, ricomincia all'indietro dove c'è Costa, sempre Costa, mette un pallone in mezzo, una deviazione, poi arriva Fimognari per il raddoppio del Real Rocchenere. Bucata subito la difesa della Città di Santa Teresa ed è raddoppio dei rosanero. Solita esultanza di gruppo per la formazione di Mangiò, tutti ad abbracciare il numero 2 Fimognari. Rivediamo il destro in area di Fimognari, non ci arriva Gugliotta. Rimessa laterale per il Città di Santa Teresa, prova il tacco Ferraro, ma forse c'è un tocco di mano di Speranza. Indica il dischetto venuto. Proteste da parte dei rosanero. Rivediamo il tocco di Ferraro e poi l'evidente tocco di mano di Speranza. Dagli 11 metri si presenta Capitan De Salvo che spiazza il portiere e fa 2-1. Accorcia le distanze il Città di Santa Teresa con il proprio numero 10. Rivediamo la conclusione perfetta di De Salvo che ha spiazzato Micheli per il 2-1. Punizione Rocchenere, parte libero, riesce a deviare Gugliotta, poi Uscenti con il tiro. Pallone deviato e calcio d'angolo per i padroni di casa. Sostituzione per il Rocchenere, esce Aloisi ed entra con la maglia numero 11 Peppe Amante. Punizione per il Rocchenere sul punto di battuta, sempre Libro che vuole la giocata corta, riesce a trovare Costa che ha davanti Triolo, ancora Costa, mette un pallone in mezzo, c'è lo stacco di testa di Uscenti e risponde presente Gugliotta. Punizione interessante per il Città di Santa Teresa, parte De Salvo in aria, stacca Catania e va vicino al 2-2, grandissima occasione per gli ospiti. Punizione per il Rocchenere, parte Santoro con il lancio lungo, prova a raccogliere Amante, il pallone però arriva a Costa, controllo di testa, ancora Costa, arriva il tiro e c'è la prodezza di Gugliotta che chiude la porta. Fischia 3 volte venuto, finisce 2-1 l'incontro fra Real Rocchenere e Città di Santa Teresa. Rosanero che trovano i 3 punti grazie al gol di Costa e alla rete di Fimognari, non basta invece per gli ospiti il gol di De Salvo. Questa foto del pre-gara, simbolo di fair play, correttezza e ospitalità, prima di tutto in casa Campanarazzo. Poi il finale 0-0 con i siracusani del Real Belvedere che stoppa una marcia in corsa, partita 3 domeniche fa col San Gregorio, proseguita prima a Tremestieri e poi a Belpasso. 3 successi per un totale di 4 risultati utili di fila, che adesso salgono a 5 e per un quinto posto, a quota 11 punti, che sorride ai mister bianchesi in virtù dell'ottimo approccio al campionato di prima categoria, edizione 23-24. Alle firme di Giuca, assente per l'occasione l'attaccante, causa impegni di lavoro, e assente anche Signorino tra i pali con spazio al peloritano numero 1, 30 di maglia, Giuseppe Fiorito. Si sono aggiunte le marcature di Sapienza e del doppio Anfuso nelle ultime 2 trasferte. Nessun seguito invece col Real Belvedere all'interno di una partita molto combattuta e che i bianchi del Campanarazzo hanno provato a fare senza però incidere, sfruttando magari l'episodio opportuno.
Su una punizione di Palmeri, Milazzo ci prova da fuori provando a indovinare il 7 e c'è solo la recinzione al lato sud nel destino dei padroni di casa, che poi perdono lo sfortunato esterno sinistro basso per infortunio esattamente al minuto 18. Lascia dunque Palmeri, entra Gugliuzzo. Qualche grattacapo per Fiorito su punizione di Alessandro D'Agostino, mentre è il Campanarazzo a costruire l'occasione principe di questo primo tempo. Punizione di D'Arrigo, salgono i difensori e in particolare Danilo, Fazio e Motta. Il Real si salva come può e consente di chiudere i primi 45 minuti sulle reti bianche. 1-0-0 che rimarrà bloccato anche nella ripresa. D'Arrigo è lontano dal centrare la porta su punizione del limite, poi combina dalla laterale con Gugliuzzo per questo cross. Preda solo del portiere latino. Tempo di occasioni importanti da un lato e dall'altro subito dopo la mezz'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Rizza ad andare vicino al colpo grosso con un tentativo di testa che mette i brividi agli etnei. Ed ecco qui la grande chance per i padroni di casa. Capitan Russo per Danilo, Fazio che accentra il traversone verso l'inentrato Giusstorisi, in campo al posto di Ceri da qualche minuto, prolunga per Roberto Testa che non riesce a coordinarsi per tapinarla in fondo al sacco, e lo 0-0 si fa sempre più ufficiale anche quando Gianfranco Russo fa salire i suoi a sinistra, ma anche su questo cross, come quello di una mezz'oretta prima, nessuno dei bianchi irrompe sotto porta e il portiere del Real Belvedere ha gioco facile. Insomma, qualche rammarico sì, ma che il Campanarazzo sia maturo per affrontare certe sfide è un dato di fatto. Dopo il Belvedere, squadra piazzata a centro classifica, ci sarà domenica la rinascita netina fuori casa che è penultima con 3 punti. Sognare un altro colpo in trasferta non è proibitivo. Ben trovati con il campionato di prima categoria girone F siciliano, sesta giornata. Il Sant'Anna Enna ospita la Sommatinese. Nell'ultimo turno i padroni di casa hanno pareggiato 1-1 contro l'Atletico Favara. Per la Sommatinese è stata invece sconfitta per 1-2 contro l'Aragona. Formazione locale con Padre Nicola, Bonanno, Buscemi, Ricco Bene, Dottore Imbrosiano, richiusa Ricco Bene, mezzo di Stefano Parisi. Si parte col film del primo tempo al quinto, punizione che viene battuta corta, pallone messo dentro per Di Stefano che colpisce il palo. Imbrosiano sul secondo tentativo non inquadra lo specchio della porta. Gran partenza dei padroni di casa che al 10° passano, cross dalla destra per la testa di Di Stefano che aggredisce da bomber il primo palo e fa 1-0 Sant'Anna Enna. Minuto 17, la reazione da parte della Sommatinese, la palla arriva a San Marco che si libera dei 2 avversari, cerca il mancino, sfera alta oltre l'incrocio. Minuto 33, si alza un campanile nell'area di rigore del Sant'Anna, sfera che viene liberata, conclusione da fuori, sfiora ancora una volta una buona occasione la Sommatinese. Dall'altra parte invece Ricco Bene si libera per la chance dalla distanza senza esito. Minuto 33, colpo di testa di Cigna, si spegne anche questo sul fondo. Le squadre hanno di che creare ma hanno anche di che migliorare la mira, come Menzo che al minuto 38 si inserisce bene dalla sinistra ma calcia fuori. Fine primo tempo allora l'Enrico Greca. Si parte col film della ripresa. Minuto 47, cross di Parisi, ancora la testa di Di Stefano, poteva essere doppietta ma Alessi fa un intervento prodigioso. Minuto 48, ancora un colpo di testa di Bonanno, stavolta non prende bene la mira. Minuto 50, Di Stefano lavora bene il pallone, il Sant'Anna Enna in avanti, la sfera a Parisi che cerca la conclusione dopo aver saltato l'avversario, colpisce il palo, poi la sfera arriva a Ricco Bene, colpo di tacco e la giocata del sabato che vale il 2-0 del Sant'Anna Enna. Una rete arrivata a inizio ripresa che di fatto chiude i giochi almeno virtualmente all'Enrico Greca. Al 65esimo il colpo del KO è presto servito, azione tutta in verticale, Buscemi per Ricco Bene, di prima su Di Stefano, i due riescono anche a duettare e a quel punto a porta sguarnita Di Stefano deve solo
appoggiare per il gol del definitivo 3-0, per il gol che per lui vale la doppietta e la copertina di giornata. Al 72esimo ci sarebbe spazio ancora per qualche chance in casa Sant'Anna. Riccobene dalla sinistra trova il pallone all'indietro per Parisi, tutto fatto con i giri giusti, leggermente alto il tentativo col destro, minuto 79, chiude in avanti il Sant'Anna il suo monologo offensivo con Francesco Riccobene che serve Parisi, palla a Simone Riccobene, ma Alessi è miracoloso ed evita la quarta rete, finisce però così all'Enrico Grega, vittoria convincente del Sant'Anna che regola 3-0 la sommatinese. Campionato di prima categoria che ritornerà in campo chiaramente anche domenica prossima, e adesso invece i risultati con la classifica del turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Per il turno infrasettimanale del campionato di Serie D abbiamo scelto per voi le due partite certamente più importanti: LFA Reggio Calabria Trapani e Siracusa Calcio Licata Calcio. Buon pomeriggio dallo stadio Oreste Granillo. È tutto pronto per poter assistere all'11ª gara del girone I della Serie D. Pronta la regina, partiti. E la formazione di casa a rimettere il pallone in gioco. Poi il lungo pallone che non supera il centro del centrocampo perché interviene il prima Ba, e poi c'è il tiro con l'esterno da parte di Oliver Kragel che prende anche di sorpresa la difesa della formazione di casa. Attenzione a Balla, è buona l'occasione per Balla! Basmir, Balla! 6:20 sul cronometro, il Trapani è già in vantaggio. Barilla, il colpo di tacco, il cross all'interno dell'area di rigore. E qui c'è la prima avvisaglia, la prima parata vera da parte di Enis Yukai. Balla e Marigosu nell'1 contro 1, va adesso a trovare Balla, lo trova, lo cerca, poi per Kragel, attenzione a Pino, il tiro di Emiliano Pino, Balla, l'inserimento di Marigosu che salta avversari, taglia l'area di rigore, la palla dietro per Oliver Kragel. Un po' di confusione a metà campo, ne esce Gagliardi con il pallone tra i piedi, lo gira verso Balla, area di rigore, Balla, la palla dentro per Gagliardi, ancora Gagliardi, il tiro di Gagliardi, il pallone è ancora lì, due volte Gagliardi non riesce a mettere dentro il pallone del 3-0, 71esimo minuto di gioco, Gagliardi due volte, bussa due volte, Mattia Gagliardi, e non riesce a mettere dentro il pallone. Out di sinistra per Mascari, l'1 contro 1 con Salandria, il tiro di Agostino Mascari e il pallone che termina veramente di un non nulla, fuori dalla porta, difesa da Martinez che non sarebbe mai potuto arrivare su quel pallone. Ma per il Siracusa l'obiettivo è soltanto uno: suonare la nona sinfonia e sentire l'inno alla gioia, il sentimento che prevale in una città che ha ritrovato tutto l'amore per la sua squadra. Dall'altra parte, considerando che le prime tre stanno percorrendo un cammino straordinario, però c'è la prima delle squadre normali di questo campionato, è il Licata, reduce da 3 successi di fila e voglioso di ottenere un risultato di prestigio in una sfida che manca da ben 16 anni. Un saluto da Matteo D'Aquila e benvenuti allo stadio Nicola De Simone per Siracusa Licata, gara valida per la 11ª giornata del girone I del campionato di Serie D 2023-2024. Le squadre hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco e sono schierate al centro.
Murgia, pallone lungo, intervento duro ma regolare sul pallone, lo recupera comunque Limonelli che fa partire immediatamente Alma in profondità per Arcidiacono sette tutto solo, Biccio, la grande parata di Valenti. Siracusa pericoloso in un'occasione soprattutto con Arcidiacono, qui recupera palla, Alma può vedere la porta e ci prova Alma letale, Giuliano Alma, ma che gol ha fatto! Siracusa 1, Licata 0 ed è un momento magico per Giuliano Alma che la sblocca ancora una volta, 8º gol in campionato per il capocannoniere del Girone I. È davvero tutto l'applauso del Nicola De Simone per lui. Parte ora il cross, la spizzata e c'è il pareggio del Licata con il numero 21 Giulio Orlando. Scucchiaiata al centro, buona la sponda di Maggio Sena, la parata di Valenti, ma Alma con il mancino, può rientrare Alma centralmente per Limonelli che vede la porta, invece cerca l'inserimento per Gozzo, Alma e sangue freddo, ci pensa sempre Giuliano, Siracusa avanti, ancora una volta Alma. Parte Murgia, pallone sul secondo palo, l'inserimento e c'è il pareggio del Licata con il numero 11 Minacori. Aliperta cerca la concentrazione per mettere il pallone giusto, il sinistro sul secondo palo, attenzione Siracusa 3, segna Sena, la sblocca il Siracusa la vince al 95esimo, il Siracusa non muore mai, il Siracusa ribalta il risultato 3-2, l'arbitro guarda il cronometro e dice che può bastare così, cala il sipario al Nicola De Simone, il Siracusa suona la nona sinfonia ed è una squadra incredibile, il Siracusa non muore mai, batte il Licata al 95esimo e continua la sua corsa in vetta al campionato insieme a Trapani e Vibonese. Questa è la vittoria di tutti, del gruppo, della squadra, della società e in modo particolare di tutti quei tifosi che oggi erano numerosissimi, che fino al 90esimo, al 96esimo ci hanno spinto per ottenere questa sofferta ma meritata vittoria. Questo secondo me, realizzare il gol al 96esimo praticamente ci darà ancora più convinzione. Questa è un'altra caratteristica che è venuta fuori oggi quando veramente ce n'era di bisogno, perché le altre partite le abbiamo chiuse in anticipo e anche in un modo agevole. Oggi nella difficoltà abbiamo dimostrato grande personalità e grande carattere. Sapevamo della difficoltà dell'avversario, abbiamo fatto noi la nostra partita, abbiamo creato delle buone occasioni da gol, siamo stati un po' ingenui sulle occasioni delle loro reti. Perciò questo è un aspetto che bisogna andare a migliorare, perché prendere 2 gol su calcio da fermo diventa poi complicato. E poi, come abbiamo detto prima, è uscito fuori il carattere e il cuore di questa squadra. Abbiamo ottenuto questa sofferta, una meritata vittoria. Questo entusiasmo si respira, questa voglia di ottenere risultati e finalmente si vede una squadra che è incitata in un modo importante dai loro tifosi. Con le immagini del campionato di Serie D concludiamo qui la puntata settimanale di Penalty in onda sul canale 19 del digitale terrestre di TVM Palermo. Vi ricordo che siamo in onda il giovedì alle ore 22. L'intera puntata la potete comunque rivedere sia in versione HBB TV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma anche sulla pagina Facebook Penalty e sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana. Sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che ti e il cuore mio vorrebbe cancellare. Addio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore.
Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda anche sul canale 19 del digitale terrestre di TVM Palermo, il giovedì alle 22, per parlare del campionato di promozione e del campionato di prima categoria. Da non perdere.